buongiorno e benvenuti a questa giornata di premiazione dei progetti che hanno ottenuto il riconoscimento del label europeo per le lingue del 2010. In seno dell'LB quindi un'attività di spicco è proprio il label europeo, perché ovviamente per le attività di cooperazione europea e di mobilità promosse dall'LB l'obiettivo dell'apprendimento linguistico è trasversale a tutte le azioni. Poi in particolare il label europeo premia proprio l'innovazione nelle tecniche di insegnamento in campo linguistico, proprio per darne diffusione e per promuovere le buone pratiche nel settore. È coordinato dalla Commissione europea a livello europeo, mentre l'organizzazione e la gestione dell'evento avviene in modo decentrato a livello del Stato membro. Premio. Il Ministero del Lavoro, come avete già sentito, coordina congiuntamente con l'istituzione e l'università il programma Lifelong Learning e ha ormai da molti anni una serie di azioni congiunte anche a quelle che sono specificatamente collegate al progetto label europeo. L'attenzione chiaramente del Ministero del Lavoro è allo sviluppo delle competenze linguistiche in ambito lavorativo e a fini di inserimento, oltre che alla necessità di utilizzare tutti gli strumenti disponibili sia a livello comunitario che nazionale per sperimentare prima magari di andare ad affrontare un'esperienza lavorativa vera e propria, dunque tutte le azioni di mobilità che permettono un confronto e un accrescimento sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista socioculturale. Vi do il benvenuto a nome delle istituzioni europee in questa che è chiamata la Casa Europea. Sono così chiamati tutti gli edifici dove ci sono le sedi sia della rappresentanza nazionale della Commissione Europea sia l'ufficio di formazione del Parlamento Europeo. Quindi a nome della Commissione e del Parlamento vi do il benvenuto qui e vi auguro una proficua giornata di lavoro. Qui siamo nello specifico nello spazio Europa. Questo è uno spazio polifunzionale che appunto serve anche per convegni, seminari, soprattutto rivolti agli insegnanti e agli educatori, come caso di oggi questa premiazione, ma è anche uno spazio dedicato ai giovani che ha lo scopo di avvicinare i giovani all'Europa e alle sue tematiche attraverso dei percorsi di educazione non formale, così la chiamiamo, perché ci sono dei quiz, dei video, dei percorsi che possono fare i ragazzi prescolaresche sotto la supervisione di facilitatori, professoristi e di funzionari delle istituzioni europee. Il primo progetto premiato dal titolo di PIL in Geography International Day. L'organismo Istituto Comprensivo Montalto Fugo Scalo, scuola secondaria di primo grado, ritira il premio dirigente scolastico, quindi dottoressa Maria Franca Faragasso. Il progetto nasce dall'esigenza di intraprendere un percorso di conoscenza e accettazione della cultura dei paesi di 4 alunni di origine non italiana, tramite l'uso dell'inglese come lingua apicolare. Rivolgo i ringraziamenti, saluti e complimenti all'organizzazione, al tavolo della Presidenza, a tutti i partecipanti, ma permettetemi, concedetemi in particolare alla professoressa Maria Rosaria Sorrentino e agli alunni della scuola che hanno ideato e realizzato il progetto. Grazie a tutti, complimenti ancora a tutti. Grazie. Il progetto è finalizzato alla realizzazione di esperienze di mobilità in Germania e Austria per l'obiettivo di far maturare degli studenti in formazione professionale in lingua italiana la convinzione che le conoscenze linguistiche sono parte integrante delle competenze fondamentali che ogni cittadino europeo deve avere ai fini della formazione e dell'occupazione. Chiaramente la lingua target è il tedesco. Grazie. Allora, il terzo premio è al titolo Dramatic English della direzione didattica di Volpiano e ritira il premio Marina Zanovello, insegnante. Allora, il progetto prevede la drammatizzazione come metodologia per l'apprendimento della lingua inglese.
promosse dalla Regione Toscana, in particolare dalla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, finalizzate a promuovere percorsi di insegnamento dell'italiano e L2 per immigrati e tutti i residenti in Italia. Che è un acronimo di Affiliated Language Learning Innovative Multicultural Activities Together in European Schools. L'organismo promotore della scuola primaria Gianni Rodari, direzione didattica Pinerolo del quarto circolo. La sintesi del progetto il progetto Comenius è finalizzato alla creazione di contenuti inclusivi e importanti per l'apprendimento delle lingue nella scuola primaria. Ritira il premio alla coordinatrice del progetto, la professoressa Silvana Rampone. Venezia Giulia. Il titolo del progetto è TKT CLIL, ovviamente nuove metodologie di insegnamento della lingua inglese per un approccio linguistico integrato. Ritira il premio Giorgia Costalonga, che è la progettista e la coordinatrice nonché valutatrice di tutti i progetti transnazionali. Il progetto è finalizzato all'apprendimento dell'inglese ed è attuato in un corso di alta specializzazione rivolto ad assistenti di lingua che lavorano in contesti simili, interpreti quindi e traduttori, insegnanti AL, docenti che insegnano materie non linguistiche e in questo caso la lingua target che è l'inglese. Il progetto dal titolo Recreation New Ways of Life. Il progetto incentrato su un'indagine scientifica sulla percezione in materia di OGM in alcune popolazioni europee e non. Grazie. Il titolo del progetto è Il Glottodramma come metodo teatrale per l'italiano L2. L'organismo è Nova Culture SRL, ritira il premio il direttore della struttura che è il dottor Carlo Nofi. Il progetto ha l'obiettivo di realizzare e sperimentare una metodologia innovativa per l'insegnamento delle lingue straniere mirata ad integrare nella glottodidattica le tecniche e le dinamiche del laboratorio teatrale. Grazie. Passiamo quindi al progetto dal titolo Parlando si impara, dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale per Periti Aziendali e Corrispondenti Lingue Estere, Vera e Libera Arduino di Torino, il progetto rivolto ai pazienti e adolescenti stranieri del reparto di oncologia per fornire loro gli strumenti base di comunicazione e di interazione durante il soggiorno in ospedale. Ritira il premio la professoressa Sabrina Civiero Confinetti. Italia, corso di italiano come lingua straniera per studenti universitari. L'organismo che lo ha realizzato è l'Emonier, italiano per stranieri, che chiaramente fa parte di Mondadori Education. Ritira il premio Elisabetta Maria Francesco, che è una delle autrici del volume. Il progetto si riferisce ad un prodotto editoriale per l'apprendimento dell'italiano L2 destinato a studenti stranieri con formazione di livello superiore che iniziano il percorso di apprendimento della lingua italiana dal livello soglia B1 del quadro comune europeo, quindi lo European Qualification Framework che immagino tutti conoscerete, e ha l'obiettivo di portare gli studenti a livello B2. Grazie. Siamo ai linguaggi dell'italiano. Vi avevo detto che ci sono molti progetti italiano L2, quindi i titoli lo confermano. L'organismo che lo ha realizzato è il MECA, il Consorzio per lo sviluppo della formazione, innovazione e management, in collaborazione con il CEIP, che è il Centro Europeo di Informazione, Cultura e Cittadinanza del Comune di Napoli. Ritira il premio Alessia Giunti, che è presidente del consorzio. Il progetto ha l'obiettivo di favorire l'integrazione degli studenti stranieri attraverso lo sviluppo della conoscenza della cultura del paese ospitante e del confronto con la cultura di appartenenza, conseguendo una preparazione linguistica in italiano e L2 per chiunque voglia inserirsi nel mondo del lavoro. Grazie. L'organismo che ha realizzato il progetto è l'Organizzazione per la preparazione professionale degli insegnanti. È molto interessante questo progetto perché si parla di un linguaggio LIS, quindi non è assolutamente di quelli che sono considerati